amici della Sueso per i Ponti, benvenuti a Caorle. Siamo qui oggi per una nuova tappa del percorso della Sueso per il Veneto, una serie di appuntamenti riservati ai volontari della Sueso per i Ponti alla scoperta dei musei meno conosciuti del Veneto. Siamo qui oggi a Caorle perché abbiamo scoperto questo piccolo gioiello di Caorle, il Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle, un museo statale del Ministero della Cultura, che ci ha accolto qui proprio perché, come ormai sapete, abbiamo istituito una convenzione con il Ministero della Cultura, così che tutti i musei statali del Veneto assicurano un biglietto ridotto ai soci TGS Euro Group. E allora la Sueso per i Ponti è ospite oggi proprio, siamo felicissimi di essere qui, sì, a conoscere il Museo di Archeologia del Mare di Caorle. Abbiamo anche una persona che adesso ci racconterà qualcosa, sì, e allora andiamo subito dentro, ci mettiamo le mascherine e venite con noi a scoprire questo museo. Seguiteci. Ciao, benvenuti. Eccoci qua, abbiamo Alice di Scatola Cultura che ci dice qualcosa in più su questo museo, su questo luogo in cui ci troviamo, ma abbiamo le domande di Chiara, del presidente di Gestor Group, che intervista per noi appunto Alice. Sono le domande un po' alla Marzullo, mi verrebbe da dire, e quindi io ti chiedo quali sono i 3 motivi per cui vale la pena venire a visitare questo museo. Certo. Allora, io direi che un primo buon motivo potrebbe essere proprio la location, nel senso che, vabbè, l'avete vista quando siete arrivati, Caorle non è soltanto centro storico, spiaggia e mare, ma potrebbe essere anche una bella biciclettata fuori porta, in una zona più tranquilla, che è praticamente questo contesto meraviglioso che avete visto, che era un tempo un'azienda agricola di una famiglia importante, che era la famiglia Chiggiato. Poi, un secondo motivo, sicuramente il fatto che è bene conoscere qualcosa in più del proprio paese, di Caorle, del proprio paese, del proprio territorio, insomma, quindi di Caorle e del territorio circostante. E questo perché al primo piano di questo museo sono raccolti un sacco di reperti che raccontano la storia dell'evoluzione di questo territorio dall'età del tardo bronzo fino all'epoca moderna, quindi un bel periodo storico. E infine, io direi per terzo motivo ma non ultimo, direi che in questo museo c'è la possibilità di fare una vera e propria immersione virtuale alla scoperta di tutti i segreti del mondo dell'archeologia subacquea, e questo lo si fa con la sezione del piano terra, che è tutta dedicata alla scoperta del brigantino Mercurio. Ecco, io spero di avervi un po' incuriosito, ecco, e vi invito a venirlo a vedere. Vi invitiamo tutti. Abbiamo scoperto proprio questo brigantino, Sì, affondato dalla flotta inglese nel 1812 al largo di Grado, sì, che è stato oggetto proprio di una serie di indagini archeologiche, sì, certo, e che ha portato alla luce dei reperti che oggi sono conservati qui a Caorle. Quindi un gioiello davvero da scoprire questo museo. Vi invitiamo davvero a venire a trovare Alice e a conoscere appunto tutti i segreti di questo museo. Vi salutiamo ricordandovi il prossimo appuntamento della Sueso per i Ponti sarà a Venezia con i Sueso Detour, le passeggiate della Sueso per i Ponti. La prossima data è il 19 di settembre, le iscrizioni sono aperte, abbiamo 2 itinerari tra cui scegliere, il Sueso Detour a San Polo e il Sueso Detour a Castello. Vi aspettiamo e vi ricordiamo che tutte le prenotazioni per questi detour sono disponibili alla pagina www.suezo.it/detour. Vi aspettiamo, ciao!